Signore e signori, buonasera, sono Roberto Ghizzo, sono il responsabile di Radio Veneto 1, un'emittente trevigiana che da oltre 40 anni invade le frequenze, le nostre frequenze e la vostra tranquillità probabilmente, ma è anche l'unica emittente che svolge attività di informazione di interesse generale del nostro territorio e una delle 3 d'Italia. Nel nostro palinsesto è prevista anche la cultura. Noi, vivendo in una terra che ha visto nascere la cultura della musica come la conosciamo oggi, la musica classica, quella che noi conosciamo, nasce a Venezia nel Cinquecento, noi, siccome la radio è anche musica, abbiamo pensato di portare avanti un piccolo progetto che è quello di ridare alla grande scuola di musica veneta il posto che merita, che è il posto numero 1 nella storia. A creare e a portare avanti questo progetto sono grandissimi professionisti che vi presenterò tra poco, grandissimi musicisti. Loro sono l'ultima generazione di quella scuola che appunto di generazione in generazione si è perpetuata. Il nostro programma è appunto quello di riprenderci l'orgoglio di avere dato i Natali a questa grande cultura e di riprenderci appunto la posizione che tutto il mondo ci invidia. Vittorio Veneto ne sa qualcosa, ha espresso delle grandi autorità per quanto riguarda la musica, ne parleremo più avanti. Intanto mi permetto di invitare il padrone di casa, il sindaco di Vittorio Veneto, il dottor Roberto Tonon, e di invitare l'ingegner Marson, presidente della Fondazione Minucci, che porta avanti diciamo quello che è il museo Minucci De Carlo, e il museo che era l'abitazione di quella grande persona che questa sera ricordiamo, celebriamo, appunto Camillo De Carlo. Do il microfono alla padrone di casa. Grazie, buonasera a tutti, un benvenuto intanto a tutte le autorità civili e militari, mi permetto soprattutto i colleghi, i sindaci che sono presenti questa sera, oltre a tutti i cittadini e agli amici musicisti. Non è un appuntamento sporadico questo, nel segno della cultura per non dimenticare, per la pace, già con i solisti di Radio Veneto 1 nell'agosto 2015 al nostro Museo della Battaglia c'è stato un altro concerto in onore di un altro nostro grande concittadino Tandura. Questa sera invece Camillo De Carlo, ma di questo farà un cenno l'ingegner Marson. Io mi permetto di ringraziare molto sentitamente Radio Veneto 1 nella persona dell'amico Roberto Ghizzo per l'opera che sta portando avanti e, se posso, da appassionato amante di musica, anche una veloce scorsa al programma, nel senso che sembra quasi ritagliato su misura per Vittorio Veneto, se posso dire, perché quando si suona Vivaldi, e molti in sala sanno che l'autore il riscopritore, diciamo, di Vivaldi è stato un vittoriese, Alberto Gentili, e poi la citazione che non poteva mancare, probabilmente essendo nel teatro intitolato a Lorenzo da Ponte di Wolfgang Amadeus Mozart, dimostra che anche il programma è stato pensato, quindi ottimi musicisti con straordinaria musica. Credo che la serata sarà straordinaria per tutti noi. Grazie. Grazie della sensibilità e della competenza dimostrata. La parola adesso all'ingegner Marson, presidente ad honorem della Fondazione Minucci e nipote del fondatore di questo bellissimo museo. Museo della Battaglia di Vittorio. Allora, innanzitutto un ringraziamento di cuore a quanti hanno organizzato questo evento. Il 6 di aprile dell'anno 1892 a Venezia nasceva Giacomo Camillo De Carlo.
un personaggio che ha segnato la storia del secolo trascorso, le cui vicende umane ben esemplificano gli avvenimenti tumultuosi e proteiformi che ne scandirono quegli anni, ma anche una figura animata da una ricerca assidua, ardente verso la bellezza. Bellezza vissuta non solo quale sprone d'annunziano, quanto piuttosto sentita come sorgente di vita per il presente quotidiano, ma forse verso l'eterno. Il 28 di marzo del 1968, qui a Vittorio Veneto, proprio nel palazzo di fronte a questo edificio, al teatro, moriva Giacomo da Camillo De Carlo. E già da 2 anni era mio ardente desiderio poter ricordare e celebrare questo anniversario, possibilmente attraverso un libro che parlasse di lui. Certo, un impegno non da poco per la fondazione non a fini di lucro. Poter portare avanti una pubblicazione non era facile con fondi propri, visto anche i bilanci abbastanza rissicati di ogni anno. Comunque questo è stato portato avanti anche senza rinunciare al ciclo di eventi, di concerti, di incontri, proprio per tener vivo lo spirito del palazzo e senza dimenticare anche la valorizzazione del patrimonio e il riordino delle norme materiale, documentale, ivi presente. Ecco, questo lavoro è stato portato a compimento, il libro è pronto e verrà presentato fra poco, venerdì 20 aprile alle ore 18:30 nel Salone del Palazzo. Questo sforzo, questo mio sogno ha trovato compimento grazie all'impegno costante, lungo, preciso e soprattutto, devo dire, appassionato veramente dell'autrice, la dottoressa Francesca Costa Peraria, che a questo ha dedicato per più di 1 anno tutto il suo tempo libero. Ella riesce a mostrare tutta una sequela di tesori che palpitano nelle stanze di questa antica dimora, ma soprattutto ha svelato dalle tenebre dell'oblio tante testimonianze e tante memorie che giacevano nascoste. Memorie di chi? Delle 2 persone che sono state artefici di questo palazzo, l'arcivescovo Minuccio Minucci, che lo volle far costruire al volgere del XVI secolo, e colui che per ultimo lo abitò, Giacomo Camillo De Carlo, il quale lo rese vivo in un'estasi di bellezza. Ecco, il libro è pronto e in questa occasione voglio donare una copia di questo libro, anzi, vi dico la verità, la prima copia, perché è uscito da poche ore questo libro. Voglio donarlo al sindaco di Vittorio Veneto. E questo voglio che sia una testimonianza per tutti, e questo è un mio ardente desiderio. Quale? Questo libro che parla del palazzo Minucci De Carlo, testimonianza di questa gemma preziosa e fulgida che può adornare di bellezza nella storia e nell'arte la corona preziosa che cinge la città di Vittorio Veneto. Grazie. Io ringrazio l'ingegner Marson anche per il libro donato alla città, ma soprattutto per la collaborazione, direi quasi simbiotica, che c'è negli ultimi 2 anni fra l'amministrazione comunale e la Fondazione Minucci De Carlo, che ha portato a riaprire, a far riscoprire non solo ai vittoriesi questo nostro prezioso palazzo,
e soprattutto le figure delle persone che ci hanno abitato. Grazie ancora e buona serata. Ebbene, abbiamo anche lo scoop, perché è una presentazione, una prima mondiale questa presentazione. Aggiungo solo che abbiamo scelto questa data perché oggi è la data di nascita di Camillo De Carlo, il giorno del suo compleanno, così lo vogliamo ricordare. Tocca ora all'orchestra dei solisti di Radio Veneto 1, che invito ad entrare nel palco. Penso meritino in anteprima un grande applauso. Grandi professionisti e giovani promettenti. Invitiamo adesso il solista Roberto Rigo per il primo pezzo, la tromba. E il maestro Giorgio Sini, il direttore. Cominciamo con un grande genio del violino e anche un grande genio della composizione, un rivoluzionario era definito, Giuseppe Tartini. Di Tartini il concerto per tromba e archi in re maggiore. Buon ascolto.
Nella serata dedicata alla medaglia d'oro a Camillo De Carlo non poteva mancare un saluto ad un altro grande protagonista, ad un'altra grande personalità della cultura di Vittorio Veneto, quale il professor Alberto Gentili, citato appunto dal sindaco prima. È stata la prima cattedra di musicologia, è stato il primo a sedere sulla cattedra di musicologia alla Regia Università di Torino e negli anni '20 è colui che ha appunto scoperto, ha visto un pezzo di carta, ha capito che era di Antonio Vivaldi, ha bloccato queste casse contenenti questi pezzi di carta e di fatto ci ha permesso di vedere restituito dopo 180 anni il lavoro di Antonio Vivaldi. Appunto di Antonio Vivaldi il concerto in La maggiore, 419 per violoncello e orchestra, al violoncello un altro grande professionista, il maestro Giuseppe Barutti. Dicono i suoi colleghi, non lo so se lui lo sa, ma i suoi colleghi dicono sia il più grande violoncellista che abbiamo in Italia. Ascoltatelo. Dirige il maestro Giorgio Sini.
davvero emozionante, grazie maestro. E sempre di Antonio Vivaldi, un altro grande pezzo. Avrete ascoltato al basso continuo uno strumento che non si vede moltissime volte. Questa sera abbiamo il solista, il maestro Ivano Zanenghi, già arcidiuto anche dei Berliner, quindi non proprio nessuno, e un secondo pezzo di Vivaldi, sempre in onore anche del professor Gentili, sarà questo concerto RV 93 per liuto ed archi, solista Ivano Zanenghi, i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Segni. Buon ascolto.
Una folata di internazionalità. Camillo De Carlo, basta visitare la sua casa qui di fronte, il museo, era cittadino del mondo. Anche la nostra musica, come vi abbiamo detto, la Scuola Grande di musica alla Veneta, è musica che ha contaminato il mondo. Mi permetto così di dirlo scherzosamente e di considerare, perché il prossimo brano è un brano di Johann Sebastian Bach. Penso saprete che durante il periodo dell'oblio di Vivaldi gli unici brani che esistevano erano i brani trascritti da Johann Sebastian Bach e appunto di Johann Sebastian Bach vi presentiamo il terzo concerto brandeburghese, che considero sia in linea con la musica nostra, cioè la musica di Vivaldi. Il terzo concerto brandeburghese, i solisti di Radio Veneto 1, dirige il maestro Giorgio Sini. Buon ascolto.
Mi pare ci stiamo davvero divertendo. E nella serata dedicata ad un uomo di valore e cultura come Camillo De Carlo non poteva mancare nemmeno un saluto, un cenno ad un altro grande cittadino di Vittorio Veneto, anche lui uomo di grande cultura, qual è Lorenzo da Ponte, al quale peraltro è intitolato questo teatro. Era ben noto come librettista di Wolfgang Amadeus Mozart. I solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini, sono ben lieti di dedicarvi e dedicargli il primo divertimento in Re K136, appunto di Mozart. Buon ascolto, il maestro Giorgio Sini.
Un altro squillo di tromba per commemorare e ricordare Camillo De Carlo, ovviamente, come soldato, le sue gesta di coordinatore dell'intelligence dietro le linee nemiche nel conflitto del 15-18. Come lui, però, un altro grande soldato ha avuto Vittorio Veneto, collega appunto nelle operazioni di intelligence, il tenente Alessandro Tandura. Lo saprete, è il primo militare al mondo a lanciarsi con il paracadute in missione di guerra. È stato davvero un grande. Uno squillo di tromba in ricordo di entrambi, con il concerto per tromba in re maggiore di Giuseppe Torelli. Solista il maestro Roberto Rigo. I solisti di Radio Veneto 1.
Camillo De Carlo era anche uomo di grandi relazioni, moltissime le sue amicizie nell'alta nobiltà, frequentava i più eleganti salotti e moltissimi intellettuali dell'epoca. Nota la sua frequentazione anche dei migliori salotti parigini. Portiamoci con un omaggio alla sua epoca, ai tempi del suo lavoro, con un brano di un artista suo contemporaneo, Gabriel Fauré, del quale vi proponiamo la Pavane, opera 50. Per chi non lo sa, la Pavane era una delle nostre danze popolari più seguite, più praticate nelle feste popolari, nelle feste di nozze, in qualsiasi opportunità di svago. La pavana era la nostra danza, venne proibita perché era proibito aggregarsi dopo un certo periodo. La pavana di Fauré, interpretata dai solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini. Buon ascolto.
Siamo arrivati alla conclusione, il nostro saluto finale lo posiamo sulle ali di un cigno, lo posiamo idealmente appunto sulle ali di un cigno, invitandolo a salire lassù, più su, più su, più su, più in alto, sulle ali della cultura. Chiudiamo appunto con il cigno di Camille de Saint-Saëns, altro contemporaneo del Camillo De Carlo. Non so se ho letto da qualche parte, forse si frequentavano anche a Parigi. Comunque, di Camille de Saint-Saëns, il cigno, al violoncello il maestro Giuseppe Barlutti, i solisti di Radio Veneto 1. Buon ascolto. Super.
Mozart, divertimento, terzo tempo, senza ritornelli. I solisti di Radio Veneto 1 vi ringraziano. Io ringrazio loro per averci dato la possibilità di creare una di queste serate di manifestazione didattica su base educativa. Vorrei invitare sul palco per un saluto finale il sindaco, ma anche l'assessore al centenario, l'avvocato Barbara Denardi, che davvero ci ha fatto da spalla, ci ha dato una mano grandissima per organizzare questa serata. Un ringraziamento particolare va a tutto il personale del Comune di Vittorio Veneto e del Teatro da Ponte, che ci ha affiancato in modo, direi, ineccepibile. Prima il sindaco e dopo l'assessore. Io posso solo ringraziare per la straordinaria qualità della musica di stasera. Credo che maggiore onore al nostro concittadino Camillo De Carlo difficilmente, assieme al libro di questa sera, che appunto
è stato fatto ad opera della Fondazione Minucci De Carlo non potesse essere fatto. Io colgo di nuovo l'occasione per ringraziare Roberto Ghizzo e Radio Veneto 1 per questa splendida occasione, che non è una occasione, ma è il secondo passo di un cammino che ci porterà il 2 giugno, sempre in questo teatro, a ricordare un altro vittoriese, Brandolino Brandolini D'Adda, che grazie a un finanziamento del Ministero dei Beni Culturali ci sta consentendo di portare avanti un programma culturale di ampio respiro, del quale fa parte appunto anche Radio Veneto 1 e la sua straordinaria orchestra di solisti. Io ringrazio anche tutti voi per essere stati qui, mi associo ai ringraziamenti che Roberto ha fatto per quanto riguarda sia il personale del comune, però direi anche il personale della radio che ha dato una grandissima mano, e i ringraziamenti dell'altro Roberto, perché qui ne abbiamo due sul palco, alla Fondazione Minucci e alla nostra Francesca Costa Peraria, che è un'altra dei nostri dipendenti, che però è in doppia veste questa sera. Grazie ancora a Radio Veneto 1, direi ancora grazie alla musica che ci permette di ricordare Camillo De Carlo. Un po' tutti quanti sanno quanto io sia legata a questa figura. Sempre su questo palco qualche tempo fa un altro spettacolo che venne organizzato dagli amici di Vittorio Veneto per ricordarlo. Dissi, è una figura che è senza tempo. A rileggere la sua vita e le sue esperienze si attraversa veramente il Novecento, e forse è anche per questo che quando io ho dovuto preparare la borsa per andare in ospedale per partorire, mi sono portata dietro il suo libro. Quindi più legata di così a questo personaggio penso sia difficile trovare un'altra dimostrazione. Per cui grazie ancora e insomma complimenti anche a tutta l'orchestra, perché credo che gli applausi di prima siano la dimostrazione di quanto è stato straordinario questo concerto. Grazie.